L'incendio che la notte scorsa ha distrutto l'azienda del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, a Isola Vicentina. Intimidazione mafiosa, dice a marzo le minacce di morte. È tragico l'epilogo delle ricerche dell'escursionista trevigiano di cui non si avevano notizie da ieri. Il 74enne è stato trovato morto in fondo al bus del Busone a pochi chilometri da Belluno. L'addio straziante al bimbo di 18 mesi travolto dall'auto guidata dalla nonna in Centinaia per i funerali a Sant'Alberto di Zerobranco. Lettera delle maestre del nido: è stato un dono conoscerti. Il video del caos scatenato in un supermercato di Piazza Milano a Jesolo da un giovane tunisino entrato urlando in vendo è stato placato anche con l'uso dello spray al peperoncino. Si allarga il caso del gasolio sporco che dopo il rifornimento causa danni ingenti ai motori delle auto, segnalazioni anche dalle province di Venezia e Udine. A Segusino auto rimane in panne in galleria. Nuove polemiche sul padiglione Russia alla Biennale dopo la decisione dell'Unione Europea di tagliare 2 milioni di finanziamento. L'ente veneziano passa al contrattacco. 110 anni e una lucidità che sorprende. Alla Mon oggi la festa è tutta per Luigia Maria Cavallari, la seconda persona più anziana del Veneto. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali, questi titoli. Ed ora la cronaca: un capannone distrutto dalle fiamme, un'ipotesi inquietante al vaglio degli investigatori. Indagano i carabinieri sull'incendio che la notte scorsa ha completamente distrutto l'azienda del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, a Isola Vicentina. A marzo scorso il primo cittadino era stato minacciato di morte. L'amministratore svolge un ruolo quando è all'interno del palazzo comunale, poi ha anche una vita familiare, ha un'attività. Io ho un'attività che ha oltre 40 anni che oggi è stata distrutta. Chi ha voglia di rimettersi in piedi, chi ha la forza di rimettersi in piedi, dove trovo le risorse? Dopo le minacce e gli incendi, un capannone distrutto, un'azienda di oltre 40 anni messa in ginocchio e molti interrogativi ancora senza risposta. È il bilancio del violento rogo che nella notte ha distrutto l'azienda, sede di un'autofficina specializzata nella vendita e sostituzione di pneumatici del sindaco di Malo, Moreno Marsetti. Il capannone in via Europa, Isola Vicentina, è stato completamente divorato dalle fiamme. Un incendio che sembrerebbe non arrivare a caso. Solo qualche mese fa Marsetti era stato bersaglio di minacce di morte, con un biglietto lasciato sulla sua auto con scritto "Ti facciamo saltare insieme alla macchina". Ecco perché le taniche di benzina trovate nei pressi degli ingressi della sua attività lasciano spazio all'ombra del dolo. In 16 anni di amministrazione idee me ne sono fatte tante, bisogna cominciare a prendere in mano la situazione e cominciare a risolvere le cose come devono essere risolte. Non si può più giustificare, il buonismo non può esserci più in una situazione quando soprattutto ci si accanisce contro un amministratore. Le fiamme hanno impegnato per ore 25 vigili del fuoco che sono riusciti a evitare il coinvolgimento delle attività vicine. Al lavoro anche i tecnici dell'ARPAV e la polizia locale. La struttura completamente inagibile è sotto sequestro e i carabinieri insieme alla Digos sono a lavoro per far luce sull'origine del rogo. Rogo che ha spazzato via in una sola notte un'intera vita di lavoro e sacrifici. Ti demolisce perché un amministratore che si trova in queste condizioni da dover amministrare già con difficoltà, perché già siamo impotenti davanti a certi temi come la sicurezza, ci metti l'impegno, ci metti la faccia e poi si riversa tutto nella tua proprietà, una proprietà costruita e costituita in oltre 40 anni da mio papà. Adesso ci troviamo con oltre 2 milioni di euro di danni, stimo così, ma saranno anche di più, e con un dubbio se riaprire o non riaprire e continuare quello che ho svolto fino adesso. È tragico l'epilogo delle ricerche dell'escursionista trevigiano di cui non si avevano notizie da ieri. Il 74enne è stato trovato morto in fondo al bus del Busone a pochi chilometri da Belluno. Un libro aperto in mezzo al sentiero che scende ripido fino al canyon del bus del Busone, alle pendici del gruppo della Schiara. È una traccia fatale, quella del vecchio sentiero dismesso che collega Case Bortotta alla valle scavata dall'Ardo, che oggi scorre 150 metri più sotto. È lì che nel pomeriggio si sono perse le speranze di trovare in vita Gianpietro Frare, 74 anni ancora da compiere. Dell'uomo era stata denunciata la scomparsa domenica sera ai carabinieri di Conegliano dopo che i familiari allarmati non lo avevano più visto rientrare a casa.
Domenica mattina una segnalazione arrivata al 118 che riferiva di aver udito attorno alle 8 reiterate richieste di aiuto aveva già mobilitato la macchina dei soccorsi, ma le ricognizioni effettuate da Falco 2 e dall'elicottero dei vigili del fuoco, oltre che da terra, non avevano dato riscontro alcuno e in assenza di indizi la ricerca si era fermata. Attorno a mezzanotte e mezza la denuncia di scomparsa di Gianpietro Fare, presentata dal figlio dell'uomo, ha rimesso in moto i soccorritori. Le ricerche sono riprese immediatamente e dopo il ritrovamento dell'auto dell'uomo si sono concentrate nella zona fra Case Bortotte e Ponte Mariano. I soccorritori hanno ripassato al setaccio sentieri e troi anche con l'ausilio di droni e unità cinofile. Attorno alle 14:30 il corpo del 74enne è stato ritrovato in fondo al bus del Buson e si ipotizza che lì sia finito dopo essere ruzzolato per un'ottantina di metri seguendo la vecchia e ripida traccia che si dipana quasi parallela al nuovo sentiero. La salma, ottenuto il nulla osta della magistratura, verrà recuperata dai vigili del fuoco. Alle ricerche hanno partecipato una trentina di persone del Soccorso Alpino di Belluno, Feltre e Longarone, della Guardia di Finanza e della Polizia. L'addio straziante al piccolo Simone morto travolto dall'auto guidata dalla nonna, in centinaia per il funerale a Sant'Alberto di Zerobranco, lettera delle maestre del nido. È stato un dono conoscerti. Bastava incrociare il tuo sguardo per ricevere uno dei tuoi sorrisi dolcissimi, un sorriso che sembrava dire «che bello vederti» e che riusciva a riempire il cuore di gioia e serenità. È stato un dono immenso conoscerti, stringere la tua manina e accompagnare i tuoi piccoli passi. Sono i ricordi semplici e delicati delle maestre d'asilo ad accompagnare il piccolo Simone Chelaru nel giorno dell'addio, dentro e fuori la chiesa di Sant'Alberto a Zerobranco, dove un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del bimbo, morto a solo 1 anno e 10 mesi dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna, ora indagata per omicidio colposo nel cortile di casa in via Tiveron. Nonna Valentina, che straziata dal dolore ha assistito alle esequie officiate in rito ortodosso accanto ai genitori Olga e Yurie, all'altra figlioletta Sofia, ai parenti, agli amici, ai vicini di casa, un lutto composto e profondo il loro, segno di una famiglia che rimane unita anche in questi momenti bui. Torna il giorno del battesimo l'officiante, padre Marius Cociorva. E auguravo per lui una vita lunga, felice. Speravo di vederlo sempre crescere, diventare grande, però ecco questo dramma che è molto pesante. Difficile trovare consolazione, afferma padre Marius, se non nella fede, ma soprattutto nell'amore. Perché l'amore, cari fratelli cristiani, non è, come dicono alcuni, un tipo di sentimento umano. L'amore è terapeutico, l'amore è terapia. Quello di Simone di certo era un amore semplice ma potente che ha riunito centinaia di persone che poi in corteo lo hanno accompagnato al vicino cimitero. Il tuo sorriso, i tuoi giochi, le tue conquiste e la tua infinita dolcezza resteranno per sempre custoditi tra le mura del nostro nido e dei nostri cuori. Buon viaggio, piccolo grande angelo, continua a splendere, sorridere e giocare tra le nuvole. Riposerà vicino alla sua famiglia Simone e a quei tanti amici che lo hanno salutato lanciando in aria dei palloncini bianchi e azzurri. Ed ora Jesolo, attimi di follia nel supermercato di Piazza Milano. Un giovane di origine tunisina è entrato urlando e invendo contro clienti e personale, creando panico. Figli la pulizia, dai ragazzi! Fermo, ti prego. Fermo. Nato qua. Piano. Ma si è chiamato anche polizia! Ci sono voluti circa 2 minuti e svariate persone per bloccare il ragazzo ventenne di origine tunisina che la mattina di sabato è entrato urlando e inveendo contro clienti e personale del supermercato di Piazza Milano a Jesolo, creando il panico. No!
E dico ferma Zeppi, ferma Zeppi. Guarda, non sta che... vai fuori. Subito vai. No, basta! 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 Signori, Basta! piano Daniele. Daniele, basta! Fermi! Attimi di paura, 3 minuti che per i clienti e i dipendenti del supermercato sono sembrati un'eternità nell'attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine che una volta giunte sul posto lo hanno condotto in caserma. Il giovane è ben noto alle forze dell'ordine e solito aggirarsi tra Piazza Milano e Piazza Mazzini. Fenomeni che Jesolo si trova ad affrontare soprattutto nel periodo estivo, dove passa da circa 27.000 abitanti a più di 250.000. Assorbe in realtà quelli che sono problemi che normalmente in queste città invece purtroppo hanno tutto l'anno. Quello che a me non piace molto è quello di etichettarli con etichette facili che poi riassumono un po' il contesto, che è quello di maranza, di malamovida, perché sembra quasi un stigmatizzare un problema. Il problema non sono 10 disgraziati che arrivano in città e che creano disagio, che sono un problema, ma su questo la città è pronta ad intervenire e le iniziative che sta mettendo in campo assieme anche ai privati stanno dando risposte, perché rispetto a 4 anni fa la situazione è comunque molto migliorata. Quello che non è migliorato è la situazione sociale legata a questi giovani. Il problema non è puntuale, è un problema più sociale, culturale e forse più che a botte di ordinanza o di norme, sebbene siano importanti a risolvere il problema puntuale, c'è bisogno proprio di un percorso culturale che migliori questa situazione. Sempre Jesolo, per contrastare la presenza di giovani e giovanissimi molesti nelle ore notturne, il comitato di Piazza Mazzini con l'amministrazione ha impedito l'utilizzo di una panchina utilizzata come ritrovo. La panca veniva usata non per le famiglie che si sedevano o presenziavano la sera, ma bensì da personaggi poco affidabili che ne facevano un uso improprio per affari loro anche poco leciti e presidiavano la piazza, la panca, per più ore, lasciando anche immondizia, sporco, e quindi abbiamo così preso un'iniziativa di limitare l'uso della panca. Delle fioriere sopra la panca così da renderla inaccessibile. È stata definita un'iniziativa anti-maranza, quella presa dal comitato di Piazza Mazzini in accordo con l'amministrazione di Jesolo per limitare e di fatto impedire che giovani o giovanissimi, spesso ubriachi, facciano del luogo un posto di controllo e di ritrovo. Limitiamo anche l'uso dei bagni che veniva fatto da persone che si andavano all'interno per lavarsi e fare le loro cose e non erano a servizio della comunità. Dopodiché è stata presa un'iniziativa con i locali di Via Nievo di chiudere alle 3 e non più andare avanti fino a oltranza, fino al mattino, in maniera da limitare che chi usciva dalla capannina non uscisse dalla capannina alle 3, che è l'orario di chiusura, e dopodiché si fermasse qui in piazza a fare di tutto fino al mattino e quindi creava disagio. Non solo, alle forze dell'ordine è stato messo a disposizione in piazza anche un parcheggio prima adibito a carico e scarico e chiuso dall'1 di notte alle 7 del mattino, Galleria Schiavon. Sono cambiati i tempi, purtroppo oggi si va a estremizzare molto perché bisogna comunque far vedere che sia qualcuno con questi gesti. Io ritengo che la strada tracciata con l'amministrazione e il comitato sia importante e abbiamo definito un percorso. Il percorso è quello di dare alla piazza un significato di salotto e questo è importante che venga recepito da tutti. Paura a San Michele di Bassano, dove un ragazzino di 12 anni si è trovato faccia a faccia con 2 ladri. Malviventi a San Michele di Bassano, un ragazzino di 12 anni si è trovato faccia a faccia con 2 ladri mentre stava uscendo in giardino per controllare la piscina. Erano le 11:30 di sera. Tutto è durato una manciata di secondi, ma ancora oggi il ragazzino è terrorizzato per ciò che ha vissuto, come ci racconta la mamma, e si chiedono più controlli. Il suo istinto è stato quello di chiudere la porta, quindi non ha visto la direzione né dove fossero saltati né niente, perché è corso da me, praticamente aveva il pallore in faccia, tremava, sono stati momenti terribili. Ho chiamato le forze dell'ordine che sono intervenute in 10 minuti. Ovviamente non c'era traccia perché sono andati avanti e indietro per la via una ventina di minuti. Ovviamente
questi individui saranno scappati sicuramente. Resta il fatto che abbiamo fatto la notte in bianco e il ragazzo è stato scosso. È dura, la notte è lunga da passare e adesso lui ha un trauma a tutti gli effetti, nel senso che anche ieri sera ho detto vai a spegnere la luce nel terrazzo, no, non ci vado, è così, non si può andare avanti. Il discorso è che non ci si sente sicuri. E capisco che non si possa avere un H24 di sicurezza, perché per carità, però un po' più di tutela, quella sì. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per rischio ondate di calore e condizioni di disagio fisico intenso su tutto il territorio regionale per oggi lunedì 13 e per domani martedì 14. La tendenza sarà di tempo a tratti instabile con possibili rovesci e temporali dapprima su zone montane e pedemontane in parziale estensione alla pianura tra mercoledì sera e giovedì mattina. Si allarga a macchia d'olio il caso del gasolio sporco che dopo il rifornimento causa danni ingenti ai motori delle auto. Le prime denunce sono della settimana scorsa a Belluno e Treviso, ora le segnalazioni arrivano anche nelle province di Venezia e Udine. Un'auto che si spegne all'improvviso nel cuore della galleria di Segusino è l'ultimo e più preoccupante episodio di quella che oramai sembra essere un'emergenza legata al gasolio contaminato. Dopo i primi 4 casi denunciati la scorsa settimana da Adiconsum, 3 rifornimenti effettuati nel Bellunese e 1 nel Trevigiano, le segnalazioni continuano ad aumentare. Pesanti i danni ai motori delle auto, dai 3 ai 4.000 euro ad ogni intervento. Negli ultimi giorni l'Associazione dei Consumatori ha raccolto altri 4 casi documentati. Oltre alle province di Belluno e Treviso, ora risultano coinvolte anche Venezia e Udine. Questa mattina sono arrivate 7 segnalazioni di rifornimenti fatti a Belluno, fatti a Trichiana, fatti a Mestre, fatti a Montebelluna, fatti a Sappada, fatti persino in Val di Fassa, tutti accomunati dal fatto di essere approvvigionamenti di gasolio che hanno bloccato il motore della macchina. Tra gli episodi segnalati un rifornimento sul Terraglio a Mestre con l'auto finita in panne e un altro a Sappada. Secondo le diagnosi dei meccanici, in tutti i veicoli sono stati trovati acqua e agenti contaminanti nel filtro del carburante, ma nel caso dell'auto rimasta bloccata nella galleria di Segusino sarebbero state rilevate perfino alghe all'interno del circuito del gasolio. Il problema è molto diffuso. Vi sono problemi nella catena di approvvigionamento del gasolio che si riverberano poi sui distributori, sulle pompe e alla fine sul consumatore. Un elemento che secondo Adiconsum conferma come il problema non riguardi un singolo distributore. Le verifiche effettuate dall'associazione indicano infatti il coinvolgimento di impianti appartenenti a marchi diversi, dalle pompe bianche ai grandi operatori internazionali. L'associazione ha già attivato il proprio ufficio legale per assistere gli automobilisti danneggiati, ma ora chiede un confronto urgente con le associazioni di categoria del settore. È importante chiaramente avere copia dello scontrino del pieno, copia della diagnosi del motore, copia di eventuali preventivi e presentarli presso la nostra associazione. La cosa importante che noi chiediamo per la sicurezza dei cittadini e per la sicurezza dei consumatori è un tavolo di confronto con le associazioni che rappresentano i distributori per capire dove il problema è nato, per capire come risolverlo e soprattutto per capire come venire incontro ai consumatori che si sono trovati con danni notevolissimi, ma anche come risolvere il problema di sicurezza che deriva da questi problemi sulla filiera di distribuzione del carburante. Nuove polemiche sul padiglione Russia alla Biennale. Dopo la decisione dell'Unione Europea di tagliare 2 milioni di finanziamento, l'ente veneziano passa al contrattacco. Dopo la decisione dell'Unione Europea di tagliare 2 milioni di finanziamenti alla Biennale, sulla vicenda si è espresso anche il Cremlino, esprimendo rammarico per il trattamento riservato alla cultura russa in Occidente, ma anche gratitudine alla Biennale per aver continuato a collaborare con Mosca. L'ha chiarito il portavoce Dmitry Peskov rispondendo a una domanda dell'agenzia russa sul taglio dei fondi. La cultura russa in Occidente, ha detto, è sottoposta a una pressione terribile, commentando le raccomandazioni della Commissione europea di interrompere i finanziamenti alla manifestazione veneziana dopo la riapertura del padiglione russo. Bisogna esprimere gratitudine agli organizzatori che hanno collaborato e continuano a collaborare con i nostri rappresentanti, ha concluso, e congratularsi con loro per essere liberi dalla ristrettezza mentale che attualmente domina l'Europa.
Se le polemiche sul padiglione russo alla Biennale si erano dunque spente, ora si stanno riaccendendo, soprattutto da parte di chi ritiene che l'ente abbia dimostrato un'eccessiva apertura nei confronti di Mosca. La Regione Veneto però è dalla parte della Biennale. Il governatore Stefani, componente del CDA, ha infatti confermato fiducia a Buttafuoco, mentre per ora il Comune non commenta la questione. Non resta che attendere mercoledì mattina, quando a Ca' Giustinian si riunirà il Consiglio di amministrazione col primo punto all'ordine del giorno proprio il caso Russia e i contributi tagliati. Il presidente Buttafuoco è determinato, forte anche di una Biennale Arte che consolida numeri da edizione record, registrando un aumento di visitatori del 20% rispetto al 2024. Ed ora rimaniamo a Venezia per parlare del Redentore. Dalle 20:10, dopo i telegiornali, Antenna 3 sarà in diretta per seguire la notte dei fuochi con i collegamenti dei nostri inviati che racconteranno le emozioni di una serata magica fino allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti col naso all'insù per circa 40 minuti. 110 anni e una lucidità che sorprende a Lamon. Oggi la festa è tutta per Luigia Maria Cavallari, la seconda persona più anziana del Veneto. Mangio polenta, mangio di tutto e digerisco. Mangia tutto ma mai fuori pasto, 2 sole volte all'ospedale, a ridosso dei 100 anni, quando mentre si prendeva cura dei fiori è scivolata e si è fratturata un femore. La seconda qualche settimana fa, mentre spazzava un terrazzino e la scopa si è impigliata, causandole la slogatura di un polso. I sanitari hanno strabuzzato gli occhi quando hanno letto la data di nascita di Luigia Maria Cavallari, 13 luglio 1916, e lei, col piglio che la contraddistingue salutandoli, ha detto: ci rivediamo tra 10 anni. Lo raccontano con orgoglio le sue figlie Paola e Maria Teresa, che fanno la spola tra la casa e il giardino dove per i 110 anni della loro supermamma è stata organizzata una festa. Gli alpini hanno montato il tendone e predisposto le panche, c'è chi ha cucinato, chi ha decorato un vassoio in onore non solo di un compleanno ma di una storia lunga 110 anni. Lei è nata in provincia di Piacenza. A Lamon com'è che ci è arrivata? Mia madre è lamonese. Abitava in fondo alla strada qui, a sinistra l'ultima casa, questa stradetta qua. Poi ho i parenti, sono nata a Borgonuovo, Valtidone, provincia di Piacenza. I nonni avevo, ma il nonno non l'ho conosciuto, è morto giovane. Mia madre e mio padre è andato in guerra del 16. E mia madre è andata a partorire nel paese nativo di mio padre. Io sono nata a Borgonuovo. Luigia Maria Cavallari, per tutti semplicemente Maria, ha raggiunto un traguardo che in pochi possono raccontare. È la seconda persona più longeva del Veneto, ma basta fermarsi qualche minuto con lei per dimenticare subito la sua età. Attorno a lei l'affetto dei familiari, del paese e delle istituzioni. 2 baci da parte del sindaco per gli auguri. Sì. Ah sì? Che io so che 110 o no? Il sindaco Davide Pante, accompagnato dal vice Gino Pante, hanno donato a Luigia Maria un libro che lei ha promesso di leggere subito e il gagliardetto ufficiale del comune. Da Palazzo Balbi è arrivato il messaggio del presidente Alberto Stefani. Dalla Svizzera, dove la sua famiglia lavorò dopo la guerra, gli auguri del console. Il nostro paese di Lamon sarà l'aria, sarà la tranquillità, sarà una serie di fattori, insomma. È un paese di persone longeve, per cui ci aspettiamo altri record. Io all'inizio proprio non ci credevo, perché 110 anni è veramente una cosa unica, insomma, ma soprattutto anche la lucidità della signora. È stato bellissimo parlare con lei e farmi raccontare un po' tutta la sua storia, tutta la sua vicenda, che è una vicenda bellissima e anche molto profonda. Nata 110 anni fa, Maria ha attraversato oltre un secolo di storia, vedendo cambiare il mondo senza perdere quella semplicità che ancora oggi la rende speciale. E questa era l'ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.